abbiamo aperto un camion dove all'interno c'era del pane prodotto nella Repubblica Ceca, già imbustato con la scritta pane di Altamura. È solo un esempio quello del pane di Altamura ed è proprio per contrastare e mettere in luce il fenomeno della contraffazione che Coldiretti, con una mobilitazione nazionale, ha raggiunto il valico del Brennero. L'obiettivo dell'iniziativa è difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l'obbligo dell'indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell'Unione Europea. Siamo in tantissimi, il tema è molto caldo, si parla di etichettatura, si parla di importazioni sleali e quindi in maniera diretta di difesa del reddito dei nostri agricoltori. L'Italian Sounding assorbe il reddito dei nostri agricoltori, genera un PIL che è sommerso per miliardi di euro e quindi è arrivato il momento di dire basta a tutte queste storture del mercato europeo. Servono quindi maggiori controlli per bloccare le truffe a tavola, truffe che interessano anche la provincia di Treviso. Proprio ieri 25.000 litri di latte provenienti dalla Germania, la bolla diceva che erano diretti in provincia di Treviso, appunto nella Marca, e siamo andati a verificare, siamo andati a controllare con un picchetto presso questa azienda dove effettivamente 5 ore dopo il fermo qui sul Brennero è arrivato puntualmente questo camion a scaricare latte tedesco appunto nella Marca trevigiana.